Le congratulazioni sono inversamente proporzionali alle preoccupazioni. Agrigento regina d'Italia, Agrigento capitale della cultura nel 2025. È già partito il conto alla rovescia, un'occasione di riscatto, ma si sa, più alto il traguardo, più profondo è il burrone. Ma non è tempo di essere disfattisti, c'è chi chiede normalità, ordinaria pulizia, comune manutenzione stradale al fianco dei blasonati progetti culturali. C'è chi sogna, chi pretende qualcosa di più. È tornato il leitmotiv dell'aeroporto. I primi ad avanzare sono gli architetti con in testa Rino Lamendola che in un comunicato stampa scrive: offriamo la nostra disponibilità a sostenere le istituzioni competenti per bandire un concorso di progettazione finalizzato ad acquisire in pochi mesi un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la concreta realizzazione di un aeroporto. Agrigento, prosegue la nota stampa, è su scala nazionale una delle poche città capoluogo di provincia non dotata di uno scalo aeroportuale raggiungibile in meno di un'ora. Costerebbe meno di 5 chilometri di autostrade e sarebbe fondamentale per il rilancio dell'economia della nostra terra. Segue a ruota il deputato nazionale agrigentino Calogero Pisano che scrive: sono fermamente convinto oggi più che mai che i tempi per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento siano maturi e per questo metterò in essere tutte le azioni necessarie all'avvio di un percorso che vada in tale direzione. Chiude il cerchio per oggi il circolo PD di Agrigento, che come farebbe Pirandello mette le mani avanti. Auspichiamo, scrivono, da parte dell'amministrazione una gestione attenta e trasparente. Noi per parte nostra vigileremo affinché questo avvenga. Il sogno di Agrigento, capitale della cultura, oggi è realtà. Ma che cos'è un sogno? Visione futura in cui si ripone fiducia o una speranza priva di fondamento?